Amici di sportriver.biz, appassionati di galoppo, ma soprattutto di galoppo sardo, ben ritrovati all'analisi e pronostici. Siamo nel pomeriggio di venerdì 15 settembre, a meno di 24 ore da ciò che sarà domani qui a Chirivani, ovvero la madre di tutte le corse, il derby sardo, e tra meno di 24 ore sapremo già chi avrà inserito il proprio nome nell'albo d'oro di questa competizione, che è giunta alla 97esima edizione, derby sardo, insomma la corsa più attesa da tutti gli appassionati di cavalli di ippica del popolo sardo, per questa corsa che rappresenta l'elite, insomma, della selezione dell'anglo-arabo, il cavallo di Sardegna. Un derby con 13 protagonisti, un derby che si vede l'incremento del montepremi rispetto agli scorsi anni. Siamo a 22.000 euro quest'anno, quindi un segno più e un segno positivo rispetto appunto alle annate precedenti, e questo fa ben sperare in quella che ormai si definisce annata di rilancio. Un po' spesso abbiamo utilizzato questa parola, rilancio. Speriamo che il 2023 sia quella buona, la volta buona. Il derby sardo, 97esima edizione, come detto, la corsa classica sui 2400 metri. Abbiamo detto 13 al via, stesso numero di partenti anche nella 48esima edizione del Gran Premio Regione Sarda, altra corsa che analizzeremo, corsa riservata ai puro sangue inglese di 3 anni ed oltre, anche questa molto importante per la selezione del puro sangue in Sardegna. Solitamente legge il miglior cavallo, il miglior puro sangue della categoria, e poi diverse corse di contorno che brevemente vi analizzerò. Partiamo quindi con il derby sardo. Si parte alle 16:45, la quarta corsa della terza giornata della riunione estiva autunnale. Abbiamo già detto distanza 2400 metri in 13 al via, insomma la corsa è apertissima, in tanti sono piaciuti nel loro avvicinamento al grande ballo. Quella che è piaciuta di più secondo me resta Esterina, perché ha fatto 4 vittorie in 5 uscite, è vero non ha mai oltrepassato i 1600 metri, ha vinto sui 1500 di Sassari, 1600 qui a Chirivani in primavera, però è una cavalla che ha dimostrato classe tanta, dettata dal suo pedigree, figlia di 29, sorella di Pantuosco, entrambi vincitori del derby sardo, insomma ha tutte le carte in regola per ben figurare l'allieva di Salvatore Muroni Junior, che difenderà i colori e l'allevamento del signor Costantino Calaresu di Pozzomaggiore. C'è da aggiungere che lei è la sorella di Frac, vincitore 2 volte del Palio di Siena, l'ultimo l'ha vinto scorso per la contrada dell'Occa. Insomma una cavalla che nasce alla grande e dalla quale ci si aspetta ovviamente tanto. Gli avversari, gli altri sono tutti lì, e dirne è piaciuta tanta anche questa nella corsa di preparazione. Ha vinto sui 2400 metri di Chirivani, ha vinto il trial di avvicinamento proprio al derby sardo, impressionante, perché comunque ha dato dimostrazione di avere nella sua attitudine tanta stamina, anche se la prima corsa l'ha vinta sui 1000 metri di Sassari. Quindi una cavalla utile, sarà interpretata da Giuseppe Piccino, la preparazione è curata da Rino Lugliu, che il derby lo ha vinto anche con Odiseus, allora in collaborazione con Francesco Miglieri. Quindi insomma Edirne è una figlia dell'arabo, è figlia di Urge di Gallura, la madre Kenitra, un approccio del bench, sorella piena del campione Lalik, cavallo che si è eletto per somme vinte il migliore della sua generazione. Insomma anche qui la genealogia dovrebbe essere a posto, e si punta tanto anche su Edirne. Siamo partiti da lei perché ha battuto Ermione Divina. Ermione Divina in primavera ha vinto l'internazionale, punta alla doppia corona. Sono in pochi quelli che ci sono riusciti in fondo arabo, forse l'ultimo è 29, senza forse, l'ultimo è 29 nel 2017, che ha fatto la coppiata internazionale e derby sardo, quindi è difficile appunto centrare tutti e due gli obiettivi. Lei ha centrato il primo, punta al secondo, è rientrata secondo me bene,
il 26 agosto qua a Chilivani, nella corsa di preparazione, rientrava dopo 2 mesi e mezzo, rendeva chili a tutti, insomma se viene avanti sicuramente della partita, anche perché il padre ha vinto il derby, Odiseus, nella sua genealogia la stamina è un punto fisso, la discendenza del Pedraurbu l'abbiamo vista vincere negli ultimi anni 2 derby, nel 2018 Zimbar e poi il fratello nel 2020 Batman, quindi insomma anche qui il pedigree diciamo che è attrezzato per affrontare la selettiva a distanza dei 2400 metri. Questi abbiamo detto già 3 nomi, il quarto io dico Esperance ed Enfasi alla pari. Esperance perché ha vinto il Nino Cavia, è una cavalla dal pedigree tutto francese, una figlia di Cargès de Lande e Silice de Roche, una cavalla, la madre che ha vinto su distanze impegnative in Francia, ha vinto i Gran Premi, la linea si sta ripetendo tuttora, insomma anche qui genealogia che abbonda in termini di qualità. Staremo a vedere, Esperance ha vinto bene il Nino Calvia e è chiamata a ripetersi, così come Enfasi che è sempre lì, ha vinto una corsa in carriera, è terza all'internazionale dopo essere praticamente stata in testa alla corsa fino a 100 dal palo, dove poi è stata sovrastata da Massimo Meridio ed Esperance. Ecco appunto Massimo Meridio, come fai a escludere? L'impossibile, un cavallo che vanta un terzo posto, 3 secondi posti di fila, ha vinto la Maiden il 5 settembre, si è preparato secondo me al meglio per la prova, un figlio di Franklin Montalvo, la mamma è Osala, anche qui un pedigree molto interessante, lui un cavallo forte che sembra attrezzato anche lui per affrontare il 1500 e quindi anche Massimo Meridio sicuramente è tra i maschi quello più gettonato. Abbiamo detto dei maschi, Entro Bonorvesio e Enzolino di Gavoi sono 2 cavalli particolari, 2 cavalli che hanno lasciato intravedere di avere un colpo in canna, però se sarà il giorno del derby che lo spariranno, lo scopriremo domani pomeriggio. E poi insomma il campo si conclude con Eufonia Saura che ha vinto sul doppio chilometro a Sassari, proseguendo anche con i Maiden Eusebio de Bonorva, Euforia Sarda, Entu de Pedraurbu e Eva che ha vinto la sua corsa qua a Chirivani sui 1800 metri. Questo è il campo dei partenti della 97esima edizione del Derby Sardo. Occhi puntati su Esterina ma non solo, come abbiamo detto, Edirne, Enfasi, Esperance, Massimo Meridio, insomma quei 4 sono quelli che piacciono di più, ma ce ne sono, dimenticando appunto Ermione Divina, a dimostrazione che è una corsa davvero apertissima. Passiamo al 48esimo Gran Premio Regione Sarda, condizionata su 2400 metri, come il derby ha un montepremio di 22.000 euro, sono in 13 al via, diciamo che è difficile non vedere la giubba della San Giuliano, insomma protagonista. È una giubba che ha vinto le ultime 4 edizioni, punta alla 5ª consecutiva, scriverebbe la storia di questa competizione, la scuderia San Giuliano che tanto ha puntato sul puro sangue è una scuderia forte, una scuderia che ha investito tanto, come da tale si è dimostrata anche competitiva non solo in Sardegna ma anche nel resto della penisola. Memo dell'Alghera appunto, piazzata di Regina Elena, vincitrice di condizionate su incontinente, seconda nel criterium femminile di Isted, insomma una cavalla che apre la scala dei pesi ma una cavalla di assoluta qualità. Alexander, l'ultima è seconda in indica principale a Milano, questo basta per far capire lo spessore di questo 6 anni da Teo. Sarà interpretato dal suo stesso preparatore Giuseppe Piccino, ex allievo, ricordiamo, di Paolo Aragoni. Memo dell'Alghero e Alexander sono i 2 pesi insomma massimi di questa corsa. Come si fanno a escludere Barocco dell'Alghero, che questo Gran Premio, questa competizione l'ha vinta già diverse volte, così come Terry dell'Alghero che si è preparata vincendo sul 1000 allungato, battendo appunto quasi tutti questi, tranne Alexander mi sembra che c'erano tutti, e quindi anche lei sicuramente punta, se è stata schierata da suo trainer Leonardo Chessa, punta sicuramente al bottino pieno. Ci sono anche Gaduli dell'Alghero a completare lo schieramento, lo scacchiere della San Giuliano che si conclude con Gribu dell'Alghero. Gli altri, piace Land of Giant, Furibondo, Priol dell'Alghero, la New Entry, Maestri Calchemi, cavallo scusate, che ha fatto
bene la distanza sua, la prima uscita in Sardegna, e poi il peso, il bottom weight di questa corsa, e lentamente, senza scordare Sonny Ender, che anche lui ha preso una bella condizione, seppur ha vinto in gentleman, per un cavallo che nei suoi trascorsi continentali si è sempre espresso a grandi livelli sulla distanza impegnativa, vincendo a Merano, Milano, Firenze, Pisa, insomma un po' in tutti gli ippodromi dove ha corso. Questo insomma è lo schieramento e l'analisi del 48esimo Gran Premio Regione Sarda. Direi che Memo dell'Alghero e Alexander sono i cavalli più qualitativi, carta alla mano, e se la giocheranno insieme dimenticavamo anche Maria Salvador, cavalla anche lei ha fatto bene il continente ex allieva di Stefano Botti. Insomma, un Gran Premio molto qualitativo. Resterei in alto sulla scala dei pesi, puntando sulla qualità di Memo dell'Alghero, Alexander, poi Terry dell'Alghero, Land of Giant e Furibondo, visto che comunque sono gli eroi, diciamo, delle corse, anche a volte delle corse ordinarie qua in Sardegna, che spesso hanno vinto e fatto bene. Passiamo alle altre corse di contorno. Brevemente partiamo dalla prima, scalare. La prima è una fondo arabo Maiden, insomma ci sono il premio di consolazione, diciamo, per chi non ha mai vinto del fondo arabo, che al posto di andare a fare il derby ha puntato a questa Maiden. Diadema Saura resta la cavalla da battere insieme a Eomer, che è rientrato bene la scorsa volta, giungendo terzo. Se corre in progresso sicuramente è nella trio insieme a Eratto, che c'ha qualcosa da farsi perdonare, così come Etruria e Excalibur Eric. Questi sono i cavalli, ma direi che Diadema Saura, il numero 1, Eratto, il numero 5 e il numero 4 Eomer possono sicuramente completare una trio con gli inserimenti di Excalibur, Eric e Etruria. La seconda corsa, la prima ricordiamo il premio Vinicio Mundula, un premio che ricorda un grande proprietario che insomma ha investito tanto nell'ippica, raccogliendo anche diversi successi, scomparso a inizio anno, lo ricordiamo appunto nella prima corsa, che parte, vi ricordo, alle 15:10. Seconda corsa, premio professor Paolo Muzzetta, anche qua si ricorda un personaggio storico dell'ippica sarda, una maiden per arabi di 3 anni, sono in 15 al via, è difficile insomma che qui sbrogliare la matassa. Direi che Eolo di Chia ha fatto bene, ma non corre da tanto. Se è pronto è sicuramente lui il cavallo da battere, alla pari di Eris Ruspina, che si è affacciata ai piazzamenti, qualcuno l'ha anche beccato, insomma questi due. Poi debutta questa Eterna Dezza Maglia, cavallo dalla qualità importante, dal pedigree diciamo importante, così come Eia di Gallura, Ella De Fegio, insomma una corsa complicata dove ci vuole un po' di intuito, un po' di fortuna secondo me nel cercare di azzeccare la terna. Io mi affido a Eolo di Chia, il numero 6, il numero 3 Elda e il numero 4 Ellade. Passiamo alla terza corsa, il premio Anacad Memorial Generale Giovanni Barroncelli. È una condizionata per fondo inglese di 3 anni sui 2400 metri. Questa prepara i cavalli al Gran Premio Sardo, in programma il 30 settembre. Sono in 14 al via. C'è grande attesa nel rivedere in pista Eretica, 2 vittorie consecutive, il secondo posto nell'internazionale quando fu sconfitta da Selvaggio da Claudia. Però anche lei rientra il 17 giugno, sono 3 mesi praticamente che non corre e bisognerà tastare un po' la sua condizione. Molto attesi anche Eroe de Bonorva su distanza, che si pensa che possa essere congeniale alle sue attitudini, 2400 metri. Staremo a vedere se Eroe de Bonorva insomma espleterà queste aspettative queste aspettative che gli sono state riposte non solo dal team ma anche da tutti gli appassionati. E Bacciami e il Matador hanno fatto bene in primavera, soprattutto alle loro prime uscite, poi un po' si sono, non dico persi, però non hanno mai trovato una costanza e una crescita di standard, insomma quello espresso al debutto non è stato mai quello poi riproposto nelle corse successive, quindi sono attesi anche loro a una prova convincente. Occhio a Riu ad davvero stracorso nella Maiden vinta da Educanda,
stampando un ottimo tempo insieme appunto alla vincitrice, e quindi anche lui insomma è atteso in ottica Gran Premio, è attesa una prestazione importante. Eleni ha vinto a Sassari e Fisio ha corso bene la Maiden, la prima in Sardegna, poi c'è eh, Emilia di Montalbo, Emozione di Florina, Sera d'Onore, insomma sono una corsa tutta da vedere, perché comunque affrontano per la prima volta tutti i 2400 metri, ma io resterei con Eretica e il Matador, Eroe de Bonova, per la loro carta molto molto concreta. Saltiamo la quarta e la quinta che le abbiamo già analizzate, passiamo alla sesta velocemente, perché questa è una corsa importante. Il primo è Andrea Antonio Fogarizzo, un handicap per puro sangue di 3 anni, corsa che vede 10 protagonisti al via. Bagliassu Naiola insomma è attesa nella sua con i coetanei a fare bene dopo l'exploit qua in primavera, e il buon secondo posto di Sassari. Bagliassu Naiola qua sicuramente è contattante insieme a Super Destiny, Guresi e Reina Ololaese. Non a caso sono i primi 4 che aprono la scala dei pesi. Tra gli altri Pirlo of Malta sta correndo spesso nel periodo, però sta prendendo anche una buona condizione, quindi qua con 56 kg insomma c'è una bella chance. Ritorna a Rosa dell'Algher, debutta in Sardegna, New Bridge Street, quindi occhio anche a questa cavalla, però io resterei con Bagliassu Naiola, Super Destiny e Reina Ololaesa. Chiudiamo l'ultima corsa, la settima, che partirà alle 18:25, è una condizionata per anglo-arabo di 4 anni ed oltre. Sono in 12 al via, è una corsa che ricorda un grande personaggio dell'Ippica Sarda, un fantino e allenatore che ha scritto pagine importanti del galoppo sardo. Stiamo parlando di Januario Muroni, un'icona diciamo del galoppo sardo. Si ricorda appunto in questa condizionata dove Bencammina e Carmelino sono tra i cavalli più attesi. Carmelino corre con 60 kg, sarà interpretato dall'allievo Davide Cirocca, e mentre Bencammina a 58,5, quindi ha questo vantaggio di 1,5 kg sul rivale più accreditato Carmelino. Occhio anche ad Andrea